Sono le 10.04, giovedì 23 maggio. Vediamo dal sussidiario.net un articolo sul cosiddetto decreto salva casa. Nessun condono, sana vecchie irregolarità che frenano il mercato immobiliare. Si attende il testo del decreto salva casa, ma Confedilizia conferma il giudizio positivo. Il testo del decreto si vedrà, però intanto la disciplina serve a semplificare la sistemazione delle piccole irregolarità. Scrive il sussidiario.net intervistando Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Il testo ufficiale del decreto salva casa non c'è ancora, ma dentro dovrebbero esserci le norme per sistemare piccole irregolarità all'interno delle case, muri da spostare oppure tramezzi, finestre, tende esterne. Un provvedimento bollato come una sorta di condono da parte delle opposizioni, ma che invece per gli operatori del settore edilizio dovrebbe aiutare a mettere a posto situazioni che altrimenti, in alcune occasioni con la legge attuale, verrebbero sistemate solamente a patto di lungaggini e procedure farraginose che impongono un impegno superiore all'effettiva entità delle irregolarità. Per case prima del 1977 in particolare, oggi vengono considerate difformità aspetti che con la legge Bucalossi allora non era necessario specificare. In generale, spiega Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, il provvedimento annunciato oltre un mese fa dal ministro Matteo Salvini e che con tutta probabilità venerdì, domani, andrà in Consiglio dei Ministri, incontra i favori dei proprietari di immobili e dei loro professionisti che soprattutto in occasione di passaggi di proprietà e di compravendite si vedono rallentare pesantemente le procedure con ostacoli quasi insormontabili frapposti per sistemare questioni di poco conto. Per dare un giudizio definitivo occorre aspettare il testo ufficiale del decreto. Ma insomma, come sarà questo provvedimento salvacase annunciato da Salvini? Confedilizia ha avuto altri riscontri dal governo? Nessuno, risponde Spaziani Testa, a bozze del provvedimento. Abbiamo avuto conferme dell'intendimento già espresso settimane fa, ma non dettagli. C'è un confronto in corso fra gli uffici. Da parte nostra, qualche nostra osservazione dal punto di vista ufficiale e ufficioso non c'è nulla di nuovo rispetto all'illustrazione di oltre un mese fa da parte del Ministro e del capo ufficio legislativo del Ministero alle varie associazioni, tra cui noi. Cosa dovrebbe riguardare il provvedimento? Gli esempi che leggiamo, osserva Spaziani Testa, sono da confermare, sono aspetti pratici che potrebbero essere toccati, ma la realtà è che bisogna attendere il testo. Il progetto dovrebbe prevedere facilitazioni a chiudere situazioni di irregolarità formali conseguenti a vecchi abusi o nate già irregolari, tutto con riferimento in particolare alle parti interne e con la possibilità, attraverso procedure semplici e pagamenti di somme, di restituire certezza a casi in cui la situazione formale dell'immobile e quella reale non coincidono. Si è parlato di tramezzi, soppalchi, pareti di cartongesso inserite, piccole difformità su finestre e tende esterne. Ci sarà questo nel provvedimento? Non sappiamo ancora se saranno previste tutte queste situazioni, osserva il presidente di Confedilizia al sussidiario.net. Di sicuro c'è l'esigenza di risolvere alcune irregolarità. Speriamo che tutto venga realizzato nei termini annunciati. Il mondo dell'edilizia è favorevole? Noi come proprietari, risponde Spaziani Testa, quindi come soggetti che hanno ereditato, acquistato o stanno per acquistare o che cambiano abitazione, sentiamo questa esigenza, perché ci sono compravendite che vengono rallentate da situazioni da chiarire. So anche che nel mondo dell'immobiliare e dell'edilizia ci sono operatori che dicono le stesse cose. C'è la considerazione abbastanza diffusa della necessità o comunque dell'utilità di un provvedimento nei termini di quello annunciato. Quanto alle critiche, una delle critiche è che le situazioni che questo provvedimento vuole regolarizzare in realtà possono essere sistemate ricorrendo alle norme vigenti. È così? Perché c'è la necessità di una legge ad hoc come il salvacase? A volte, risponde Spaziani Testa, questa possibilità c'è, a volte no. In altre occasioni siamo in una via di mezzo. La possibilità teoricamente esiste, ma poi ci sono molte difficoltà pratiche in termini di interventi richiesti. A volte si chiede non solo di pagare una somma, ma di svolgere alcune attività. Insomma, si tratta di una possibilità prevista formalmente per attuare la quale si incontrano grandi difficoltà. Se questi meccanismi verranno semplificati sarà un vantaggio. Semplificazione burocratica, noi l'abbiamo intesa sempre così, per questo confermiamo il giudizio positivo sull'impianto generale delle nuove norme.
Dai professionisti che lavorano per i nostri associati abbiamo avuto riscontri positivi. Parliamo di architetti e geometri, oltre che avvocati esperti in questioni urbanistiche. Tutti ci hanno confermato che se sarà nei termini annunciati sarà un provvedimento utile. Per quanto ne sappiamo, conclude il presidente di Confedilizia su ilsussidiario.net, non dovrebbero esserci grossi cambiamenti, c'è solo la diatriba sulla parte Milano, cioè le grandi costruzioni, il sindaco Sala, i grattacieli, le inchieste della procura, che potrebbe però riguardare tutta Italia. È una norma di interpretazione autentica per risolvere le procedure giudiziarie, appunto, che riguardano grossi interventi a Milano. Pare che nel testo iniziale del decreto su questo non ci sarà nulla, forse qualcosa in sede di conversione. Per il resto, ciò che è stato annunciato dovrebbe essere quello che andrà in Consiglio dei Ministri, sia perché così è stato detto dal ministro Salvini, sia perché ci sono puntualizzazioni continue anche nella maggioranza perché si rimanga dentro quei binari. Se ci sarà altro, lo commenteremo. Su questo tema Confedilizia si è confrontata in parte con i costruttori, in parte con gli agenti immobiliari. Le impressioni sono le stesse, conclude Spaziani Testa. È un intervento indispensabile per sveltire le pratiche, soprattutto in occasione dei passaggi di proprietà degli immobili. Se sarà qualcosa di diverso, ci sarà modo di dirlo e di farlo notare, dice il presidente di Confedilizia in questa conversazione con il sussidiario.net sul cosiddetto decreto o provvedimento salva case per sanare le vecchie irregolarità che frenano il mercato immobiliare. Nessun condono, sintetizza il sussidiario. Andiamo a vedere adesso un'altra questione di quelle strutturali e che riguardano ancora il ministro Salvini. Su tempi.it un articolo di Pietro Piccinini sulla resistenza del ponte sullo stretto alle critiche. È stata parecchio istruttiva, osserva Piccinini, la presentazione tenutasi martedì 21 maggio davanti al Consiglio Comunale di Messina dello studio di traffico e dell'analisi costi-benefici relativi al progetto del ponte sullo stretto. Parecchio istruttiva per un frangente storico in cui si avvicina pericolosamente l'apertura dei cantieri, mentre l'opposizione all'opera ha deciso di aggrapparsi alla vecchia, rassicurante obiezione per cui le priorità infrastrutturali del Mezzogiorno sono altre, gridando addirittura a una presunta devastazione sociale causata dagli espropri, oltre a ricorrere ai soliti esposti in procura. C'è un'intervista sempre su Tempi a Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, concessionaria per la realizzazione del collegamento tra Sicilia e Calabria, che risponde a queste obiezioni. Da qualche tempo il Consiglio Comunale di Messina si è aperto al confronto con le voci più rappresentative degli schieramenti pro e contro il ponte. L'altro ieri a prendere la parola davanti alla commissione Ponte, in sede di Comune di Messina, sono stati Agostino Nuzzolo, professore ordinario di trasporti alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma Tor Vergata, che ha realizzato per la Stretto di Messina SpA lo studio di traffico, e Roberto Zucchetti, docente di economia dei trasporti alla Bocconi, che si è occupato invece dell'analisi costi-benefici e che in passato ha firmato per il mensile Tempi un approfondimento sull'utilità dell'opera che trovate linkato in questo articolo. Per lo studio di traffico, ha premesso il professor Nuzzolo, il quale peraltro vanta una vasta esperienza di studi trasportistici legati alle grandi infrastrutture, non solo italiane. Si è occupato in lungo e in largo di tutte le opere di rete ferroviaria correlate alla realizzazione del ponte sullo stretto, dall'alta velocità calabrese all'ammodernamento delle ferrovie siciliane. Insomma, per il professor Nuzzolo, per lo studio di traffico sono stati analizzati gli andamenti di flussi di tutti i mezzi di trasporto di collegamento tra Sicilia e il resto d'Italia dal 2011 al 2022, attingendo i dati da tutte le fonti possibili: Istat, ANAS, Rete Ferroviaria, Trenitalia, NTV, aziende di trasporto, concessionarie autostradali e autorità portuali, anche utilizzando tecniche modernissime come l'analisi tracce GPS dei veicoli in attraversamento. La prima evidenza, ha detto il professor Nuzzolo, è che il traffico passeggeri tra Sicilia e continente è aumentato nel periodo 2011-22 passando da 18.700.000 passeggeri a 22.600.000. Il mezzo prevalente l'aereo, con una quota del 57% stabile in questi 11 anni. Numeri in crescita anche per l'attraversamento con il traghetto da 4.300.000 a 7.200.000 passeggeri, mentre ha perduto fascino il treno, da 2 milioni a circa 400.000 viaggiatori all'anno. Secondo il professor Nuzzolo si tratta di un dato molto importante perché dimostra che, contrariamente a quanto si è letto sulla stampa, non è affatto vero
che il traffico tra Sicilia e continente si vada riducendo e che quindi il ponte non avrà entità di traffico adeguata. Tra il 2011 e il 2022, anzi, il traffico passeggeri è cresciuto del 21%, tasso medio di crescita annuale dell'1,7%. Una crescita è stata registrata anche per il traffico merci, da circa 1,2 milioni di veicoli l'anno nel 2011 a circa 1,5 milioni di veicoli nel 2022. Altro dato confortante, secondo il professor Nuzzolo, e che testimonia che al di là del calo demografico e di alcuni indicatori relativi al PIL regionale non sempre soddisfacenti, l'economia siciliana ha ancora una sua vivacità. Per proiettare la domanda complessiva di mobilità calcolata nel 22 alla data del 2032, teoricamente il primo anno di piena operatività del ponte, è stato mantenuto, nello studio di traffico, un approccio fortemente prudenziale, ha detto Nuzzolo, ipotizzando che la crescita complessiva nel periodo 22-32 segua l'andamento del periodo 11-22, malgrado quest'ultimo decennio sia stato segnato da due grandi problematiche di crescita, vale a dire la crisi del 2012-13 e il lockdown da Covid, che si spera non si ripeteranno. L'ipotesi dunque è che il traffico passeggeri tra Sicilia e resto d'Italia continui ad aumentare dell'1,5% all'anno, anche leggermente meno quindi che tra l'11 e il 22, e il traffico merci del 2%. L'effetto ponte, per venire al dunque, si può constatare osservando la ripartizione di questa domanda complessiva di mobilità tra le diverse modalità. Ripartizione effettuata nello studio seguendo rigorosamente metodologie e modelli matematici utilizzati per le previsioni di rete ferroviaria relative a tutti i collegamenti da realizzare nel Paese. Ebbene, nel 2032, con il ponte operativo, l'attraversamento via treno soddisferà, secondo lo studio, il 27% della domanda totale di trasporto passeggeri, quando nel 2022 la quota è stata appena del 3%. A farne le spese l'aereo, la cui fetta di traffico Sicilia-Continente scenderà dal 57 al 46% e le navi dal 17 al 4%. La percentuale resterebbe più o meno simile per autovetture, 17%, e bus, 6%. Segnalo, ha detto ancora il professor Nuzzolo, il forte incremento del ricorso al treno per il trasporto passeggeri che determinerà un beneficio economico e ambientale. Il ponte sullo stretto sarà un ponte moltissimo ferroviario, ha detto il professor Nuzzolo. Il motivo di questo spostamento di traffico non è difficile da intuire, considerando che il ponte permetterà di ridurre i tempi di attraversamento dello stretto via rotaie dagli attuali 180 minuti per le merci, 120 per i passeggeri, a 15 minuti nel 2032. Il risparmio di tempo sarà notevole anche per quanto riguarda l'attraversamento su strada. A seconda della direttrice imboccata, oggi ci vogliono tra 90 e 106 minuti per il traffico merci e per le persone da 69 a 72 minuti. Col ponte basteranno da 14 a 26 minuti. E questa è la chiave del successo del progetto Ponte sullo Stretto, dice il professore. Ho partecipato alle previsioni di traffico per la progettazione di tutte le ultime più grandi opere italiane, alta velocità, autostrade, eccetera. Posso dire che quest'opera, il ponte, è quella che dà maggior miglioramento in termini di prestazioni del sistema una volta realizzata l'opera stessa. La domanda di trasporto stimata dallo studio di traffico, prosegue su tempi.it Piero Piccinini, la domanda di trasporto stimata dallo studio di traffico è, assieme ai costi di costruzione e gestione determinati dal progetto, la materia su cui è basata l'analisi costi-benefici del progetto Ponte sullo Stretto, presentata martedì al Consiglio Comunale di Messina dall'altro professore, il professore della Bocconi Roberto Zucchetti. Un'analisi, a sua volta redatta, seguendo con il massimo scrupolo le linee guida dettate dal Ministero Infrastrutture e dall'Europa per questo tipo di indagini, compresi l'attribuzione di precisi valori economici a beni difficilmente misurabili, la vita umana persa in un incidente, per esempio, o le tonnellate di anidride carbonica risparmiate, e l'attualizzazione, cioè il riferimento al presente 2023, di tutti i valori considerati attraverso una funzione di sconto ben definita dalle stesse linee guida. Nel merito dell'analisi, ha spiegato il professor Zucchetti, che si è occupato appunto di costi-benefici di questo progetto, i costi dell'investimento sono calcolati tenendo conto di tutti i costi a carico diretto della società Stretto di Messina, oltre al grosso del totale rappresentato dall'affidamento al general contractor,
nonché degli investimenti necessari per opere collegate e in capo ad altre imprese, in primo luogo Rete Ferroviaria Italiana. In questo modo ammontano complessivamente i costi, valore 2023, a 13 miliardi 500 milioni. Pensate per inciso che a Stoccarda da tanti anni è in via di realizzazione una centrale, una stazione della città di Stoccarda che ha assorbito quasi 12 miliardi di euro finora, quasi come il ponte, non è ancora finita. Chiusa parentesi. Gli altri valori stimati nell'analisi per il lato esborsi sono i costi di gestione di rinnovo, determinati in parte dal progettista, in parte dal gestore dell'opera, in parte concordati con Rete Ferroviaria, 30 milioni fino all'entrata in funzione del ponte nel 2032, 71 milioni quando il ponte sarà attivo. E il valore residuo dell'opera, 2 miliardi e 600 milioni di euro, calcolato però, scelta prudenziale, su una vita utile di 100 anni anziché sui 200 garantiti attualmente dal costruttore. Quanto ai benefici, questo per quanto riguarda i costi, i benefici della realizzazione del ponte. Il principale è senz'altro il risparmio di tempo, ha detto il professor Zucchetti. Utilizzando i parametri indicati dalle linee guida, si può stimare che il risparmio valga, valori attualizzati sempre al 2023, ben 8,8 miliardi di euro, la maggior parte dei quali dovuta al risparmio di tempo per trasporto merci, 6 miliardi 400 milioni, mentre 2 miliardi 300 milioni è il valore del risparmio di tempo per i passeggeri. Più modesto, ma non nullo, il risparmio di costi operativi derivante dal risparmio di mezzi di trasporto, ossia dal fatto che treni e auto non dovranno più essere trasportati da una sponda all'altra dello stretto con traghetti, per esempio. Attualizzato al 23, il valore di questo risparmio è stimato in 305 milioni di euro, per la maggior parte dovuto all'eliminazione dei costi per l'esercizio dei traghetti e delle navi veloci. A compensare il taglio contribuisce però l'aumento costi di gestione ferroviari. Nota dolente il beneficio negativo da mettere in conto per via del prevedibile aumento del numero di incidenti, stimato in 123 milioni di euro. In questo caso il valore è negativo, purtroppo, perché evitando di usare navi e aerei, evitiamo di usare mezzi tra i più sicuri in assoluto. Senz'altro positivo, invece, il calcolo dei benefici portati dal ponte in termini di minori emissioni nocive in atmosfera, cioè i vantaggi per l'ambiente. Nell'analisi si stabilisce un valore di 126 milioni di euro grazie all'eliminazione di parte del traffico di traghetti e navi veloci, solo parzialmente compensata dalla crescita negli altri modi di trasporto. Ma i vantaggi ambientali del progetto non sono finiti, anzi il grosso del beneficio in quest'ambito deriva, secondo l'analisi del professore Bocconiano Zucchetti, dalla variazione delle emissioni climalteranti, un calcolo complicato eseguito seguendo al millimetro tabelle e parametri indicati dall'Unione Europea. Ne risulta che la realizzazione del ponte sullo stretto permetterà una riduzione dei danni provocati dall'emissione di gas climalteranti stimabile in ben 5,2 miliardi di euro. Anche questo principalmente grazie all'abbattimento del traffico aereo e dei traghetti, con risparmio di 7,8 e 9,1 tonnellate rispettivamente di CO2 equivalente nel periodo 24-63. Considerato tutto questo, il risultato dell'analisi economica del ponte sullo stretto, dunque dice il professor Zucchetti, è positivo. Tra costi e benefici, il valore attuale netto, cioè il vantaggio dell'operazione, è di quasi 4 miliardi di euro, per l'esattezza 3 miliardi 950 milioni, il che rappresenta un rendimento economico del 4,51%, molto sopra la soglia del 3% fissata dall'Unione Europea. Il rapporto benefici-costi è di 1,42. Nel report del professor Zucchetti non manca una valutazione della sensitività di questo risultato. Ricordiamolo, il risultato calcolato dal professor Zucchetti per la Bocconi è abbastanza sensibile. Il rapporto costi-benefici ci dà un vantaggio di 4 miliardi di euro, cioè i benefici sono superiori ai costi per 4 miliardi, non è poco. Non manca, dicevamo appunto, nel report una valutazione della sensitività del risultato. Cosa significa? Stando all'analisi costi-benefici, il ponte sullo stretto continuerebbe a essere un'opera economicamente conveniente anche nell'eventualità di un crollo della domanda di trasporto. Il cosiddetto switching point, il punto di pareggio al di sotto del quale l'operazione andrebbe in perdita, si situa al 57%. Significa, spiega Zucchetti, che con una riduzione della domanda di trasporto passeggeri e merci fino al 43%, il progetto rimane in grado di dare un beneficio netto per la collettività.
Analoga resistenza, conclude Tempi.it, il ponte dimostrerebbe nel caso in cui dovessero invece lievitare i costi. Non so più quale studio ha calcolato, ha concluso Zucchetti, che normalmente nelle previsioni dei costi di realizzazione dei ponti si sbaglia per difetto del 26%. Anche in questo caso resteremmo in un terreno positivo. L'articolo lo trovate su tempi.it, la resistenza del ponte sullo stretto di Messina alle critiche. Pietro Piccinini. Si ricorda il 32esimo anniversario